Sport e spettacoli. Dal CTS via libera all'aumento della capienza. Per gli stadi l'asticella si alza al 75%, 50% nei palazzetti al chiuso. Per cinema, teatri e sale da concerto si sale all'80%, capienza massima solo per gli eventi all'aperto. Tutti gli spettatori dovranno essere muniti di Green Pass e mascherina. Sia negli eventi culturali che in quelli sportivi salta quindi la norma del posto vuoto accanto a chi non è convivente. Una decisione, quella del CTS, che per la prima volta vede il presidente della Regione Veneto prendere le distanze dai colleghi. Se infatti il presidente della Conferenza delle Regioni, Fedriga, parla di decisione equilibrata che recepisce la proposta della Conferenza delle Regioni e che ridà ossigeno al mondo dello spettacolo e della cultura, coniugando le esigenze della ripresa con le regole basilari della prevenzione, Zaia si spinge oltre, caldeggiando la riapertura per cinema e teatri al 100%. Penso che se mandiamo i ragazzi a scuola al 100% di capienza e stanno lì 5-6 ore in aula, non capisco per quale motivo poi ci siano delle attività che debbono avere coefficienti di riempimento minori. La verità è che bisogna rispettare le regole. Vi do solo un dato: i nostri medici in prima linea, terapie intensive, malattie infettive, pneumologie, si sono infettati e si infettano di meno dei cittadini perché usano la mascherina. Questa è la vera sfida. Rigoroso rispetto delle regole, ma capienza massima secondo Zaia, che guarda anche ad altri paesi europei. Fare con la prevenzione l'utilizzo della mascherina come accade all'estero nei teatri, ma dare la capienza totale.